il delegato di Treviso. Manuela, questo è il delegato di Treviso, ti presento Vladimiro Gobbo, non so se lo conosci, ma Ci conosciamo, sì, ma come è possibile? è lui stato il motore della serata. No, sono stato una parte dell'ingranaggio del motore della serata. Allora sì, grazie a una collaborazione che abbiamo stretto con Carraresi Wine e col gruppo ristoratori importanti qui di Treviso. È la seconda volta che Siamo qui, è la seconda volta, ma da cosa nasce cosa, quindi dopo Carraresi Wine è stretto il rapporto e quindi abbiamo portato, Marco Aldegheri ha voluto portare il concorso Miglior Sommelier qui accade Carraresi e per noi è stato un privilegio. Una scelta veramente straordinaria, giornata bellissima, le persone poi hanno fatto un giro anche per Treviso, c'è stato il tempo della pausa, Si è apprezzata la meraviglia, la marca Gioiosa e Treviso in particolare con la sua bellezza, poi la zona pedonale ampliata di recente è tutta da visitare, assolutamente. Cosa dici Emanuela? Diamo un bel voto a... Sì, non solo, devo registrare che molte persone stasera si sono dimostrate veramente entusiaste riguardo alla cena. Mi fa piacere. Tutti i dettagli della cena e del Noi diciamo che noi diciamo che il dettaglio fa la differenza e quindi curiamo particolarmente il dettaglio del servizio, l'abbinamento, le tempistiche. Ricordiamo anche il tuo, come dire, braccio destro nell'organizzazione. Domenico Loparco per il servizio stasera... e Surdo Maurizio per la gestione, ma tutto il direttivo si dà una mano, sempre si spende. Anche gli anni. Esatto, il mitico Domenico questa sera sta festeggiando abbastanza adesso, sì. Comunque è una bellissima serata che ci ha gratificato, adesso attendiamo il concorso del miglior sommelier che sarà il 21 maggio, anche questo dopo un percorso molto importante a Castello San Salvatore in contesto di vino in villa e finalmente avremo l'ambasciatore del Conegliano Valdobbiadene del Prosecco Superiore. Ci mancava, no? Perché... A noi mancava, è un altro risultato. Complimenti ancora Vladimiro, ciao, alla prossima.